Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signori e signore, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette, il podcast delle chiacchiere perfette dove si parla di tutto e di niente. Non so se avete visto che oggi abbiamo i cosi pelosetti. Oggi abbiamo i cosi pelosetti e anche in questa puntata mi lamenterò di una cosa. Cioè? Che caldo, ragazzi! Troppo caldo. Allora, quando c'è freddo voglio che ci sia caldo. E quando c'è caldo vorrei che ci fosse freddo. E ora come che mettiamo? E ora bisogna che te sopporti. Dobbiamo sopportare. Dovete ragazzi. sopportare, dovete e dobbiamo. Benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette, ma oggi di che cosa parliamo? Cibo, Perché avete davanti due persone de bocca buona, si dice in dialetto veneto. di bocca buona. Di bocca buona. Ma prima? Ma prima? Cin cin. Cin cin E cicchetti. cicchetto. Allora, riusciamo a fare anche, mi sa, se non si... No, Sì, ma dai. io ce li ho io. È io l'ASMR con il ghiaccio, ce l'hai ancora? Aspetta. Eccolo, c'è. Il mio si è già sciolto, fa talmente caldo che si è sciolto. Cos'è che abbiamo qui? Il Crodino! crodino, finalmente è ritornato. Cin. No, io ho già iniziato a bere, ciao bello. Arrangiati. Buono, come al solito, come al solito. E amore, oggi allora raccontaci che cicchetto c'è. Allora, come sempre il cicchetto rappresenta l'argomento della puntata. Esatto. Oggi parliamo di cibo, ma anche di accostamenti di cibo particolari, strani, che possono piacere o non piacere. A noi Buono o non buono? a noi piace dire de gustibus. L'ho imparato e ora lo uso. L'hai imparato grazie a me nelle puntate precedenti. Cosa vuol dire? Grazie a Ciaccoette che ci ha dato l'opportunità di scoprirlo. Cosa vuol dire de gustibus? Vuol dire in base ai gusti personali. Esatto, cioè se qualcosa non ti piace vuol dire de gustibus. Anche perché in realtà non è completa la frase. De gustibus non discutandum est. Ecco, Dovresti saperlo tu che hai studiato latino. ecco. Vabbè. Quindi, volevi la traduzione? No. Meglio. Anche perché meglio. se te la chiedessi non la sapresti. No, a proposito di gusti, non si discute. Ah, che brava! Bene, raccontaci che cicchetto hai preparato. Allora, ho preparato una cosa particolare, perché appunto vi ho detto che ci sono anche accostamenti che vengono un po' discussi. Sì. Uno di questo è il dolce e salato. Dolce salato, che a me piace personalmente. Anche a me piace abbastanza, anche se preferisco nettamente il salato. Anche a me. Però non so se sono molto convinto di questo cicchetto, te lo dico, Allora, lo raccontiamo? Sì, allora, è una fetta di pane con dei pezzi di marshmallow sopra Che rappresentano il dolce? che rappresentano il dolce e ci sono anche dei chicchi di sale. Sì, che rappresenta il salato. Esatto, cin cin. Cin cin. Anche se questa cosa qui, ragazzi. No. Ma sai che a me non dispiace del tutto? No, mi dispiace. Sorry, not sorry. Mi mangio solo il marshmallow. E basta. Allora, sì, non è una scoperta grande, No. Lasciamo stare, vero? Sì, lasciamo stare. Mi mangio anch'io il marshmallow. Buoni marshmallow. I marshmallow erano uno dei miei dolcetti preferiti da piccolo. Io ho sempre sognato di fare di prendere i marshmallow e abbrustolirli sul falò. Ma io l'ho fatto? L'hai fatto? Sì, ma non sono un granché. Ma a proposito di cibo di bambini, ma tu facevi accostamenti strani da piccola di cibo? Allora, sì. Uno, per esempio, era i grissini pozzati, quindi
Non sai in italiano? Sì, si E, dice pucciare. Pucciare, Poccia- sì, pocciare, Vabbè, pucciare, più o meno. Imbevuti Imbevuti, nella Coca-Cola. Quindi buonissimi, ero lo al facevo anch'io, i grissini, sì. tipo nell'attesa al ristorante, prima che mi arrivasse la pizza o quello che mi doveva arrivare. Pocciavi i grissini nella Coca-Cola. Un po' come adesso poccio le bacchette Al sushi. nella salsa di soia, perché ditemi chi non lo fa. Nell'attesa del sushi, pocciare le bacchette nella salsa di soia. Beh, io adoro. Adoro. Madonna, mi è venuta voglia di sushi. Anche a me. Quando è che andiamo? Ci organizzeremo. Bene, perfetto. Invece a me piace tuttora molto il ketchup. Lo so benissimo, purtroppo. Beh, anche a me piace. Sì, però io faccio un accostamento sin da piccolo, che è quello di mettere il ketchup sulla pizza con le patatine fritte. Ditegli su per cortesia, io non ce la faccio più, non so più come dirglielo. Sulla pizza non va messo né il ketchup né la maionese e neanche la salsa barbecue, perché io ti vedo che ogni tanto metti la salsa barbecue. No, ma prima di giudicare, ragazzi, provate e poi mi sappiate dire. Ma no, è in America che usano il ketchup al posto del pomodoro. Ma lo sai che ho scoperto che in America cucinano la pasta? Certo. E al posto del pomodoro, per loro il pomodoro è il ketchup. È quello il grosso problema. Ma assolutamente no, ma il pomodoro della nonna, quanto buono è! La conserva. La conserva, la conserva! No, ketchup lo adoro e se devo scegliere se mettere il ketchup o le maionese o la maionese sulle patatine, preferisco il ketchup. Ok, sì. Non so te. Sì, anch'io preferisco il ketchup. Però mi piace molto anche. Ma tu il ketchup nelle patatine Eh. lo spremi tutto sopra o lo metti da un lato perché vuoi pozzare una patatina alla volta? Lo metto in parte. No, non esiste, per me è il contrario. No. Perché ti sporchi tutte le dita Ma e... non me ne frega, così prende tutto il No, ketchup. non è vero, la salsa non va dappertutto. Le patatine che sono sotto non prendono la salsa. Vabbè, cosa vuoi che ti dica? Ma tu, a proposito di patatine fritte, hai mai pozzato le patatine fritte sul gelato del McDonald's? Che vedo che ultimamente è una moda. Guarda, una volta ho provato e Mai più? Lascia stare. Lascia stare. Lasciate stare. Tremendo, proprio veramente. Tremendo. Niente. Non mi piace. Non ti piace. Ma tu hai provato? No, non ho mai provato. Mi piacerebbe. E le patatine fritte sulla Coca-Cola? No. Che ideona che mi hai dato! Che idea. Prossima volta provo e vi faccio sapere, Ma a proposito di Mac, in Croazia, che robette strane hai assaggiato? Ah, in Croazia, ragazzi, accostamenti strani. C'erano i panini per la colazione. La colazione. Con il bacon, le uova. Buono. Super belli. Qua in Italia non ci sono. C'erano, però mi hanno detto. C'erano? Mi hanno riferito che c'erano. Li hanno tolti perché non andavano. Effettivamente qua la colazione salata in Italia non funziona molto. Però A me piace. buoni. Buono, buono. Tu preferisci colazione salata? Colazione salata tutta la vita. Colazione salata tutta la vita. Ma a proposito di accostamenti strani, mio nonno poccia, quindi intinge il pan biscotto sul vino. Ah, beh, guarda che il pan biscotto è un must. Sui vecchietti. Pozzato sul vino, pozzato sul caffè latte. Ma non è un po' salatino? Fa il contrasto dolce-salato. De gustibus. De gustibus, non discutando, ma non discutando. O anche con la marmellata. Perché ragazzi, anche in mancanza di denti, si inventano le peggio cose, i vecchietti. Esatto. Salutiamo mio nonno. Però guarda che a me il pan biscotto con il caffè latte non mi ispira proprio. No, ma che non ti ispira a me, fa schifo in sé proprio il pan biscotto, non sa da niente. No, dai, ogni tanto ci può Amo il stare. pan biscotto. Il pan biscotto sa da cartone. Sa da cartone, ragazzi, il pan biscotto. Come fa a piacerti? Non è cattivo, secondo me, non è cattivo. Vabbè, non sei cattivo, sotto che te dico. Non sei cattivo. Non sei cattivo. A proposito di accostamenti strani, e se devo dire anche schifosi, Certo. un giorno alla festa del prosciutto di Montagnana. Ah, Montagnana è un paesino in provincia di Padova. Sì, buonissimo il prosciutto. Tra l'altro non so più se si chiami prosciutto di Montagnana o Veneto, non lo so, comunque lo fanno lì.
e fanno appunto la festa ogni anno. Mhm. E ho deciso di prendere il gelato Ah. al melone e pezzetti di prosciutto crudo dentro questo gelato. No, che Io schifo. non vi dico, era terrificante. No. Allora, sentire pezzi di prosciutto crudo, che io adoro il prosciutto crudo, cioè mangerei sempre prosciutto crudo dentro il gelato, è stata una roba tremenda. E a proposito di gelati a gusti strani, ho sentito dire che a Tropea... Sì, c'è il gelato alla cipolla. Ah, l'hai sentito anche tu? Sì, perché a Tropea è famoso la cipolla, cioè Tropea è una città in Calabria famosa per la cipolla. Esatto. E mi era capitato anche a me un video su TikTok di Giovanni Arena, che salutiamo, che ci raccontava, che tra l'altro lui penso sia calabrese, e raccontava che c'è questo gelato alla cipolla di Tropea. Ecco, invece non mi ricordo se Cina o Giappone, penso forse Giappone, fanno il gelato al polpo. No, vabbè, deve essere buono, io ho una fissa con il No, polpo. me lo ispiriamo, no. Ma lo proverei, Ma lo per sai? me è un po' come quello con il prosciutto crudo. Vabbè, lo proverei comunque per curiosità. Io ne ho provato uno particolare, anzi due. Quale? A Torino. Beh, a Torino l'ho provato anch'io. Che era il gelato al formaggio, come cavolo si chiama? Gorgonzola. Raga, io il gorgonzola lo odio. I love gorgonzola. No. Gorgonzola, pere Noci e pere. E invece quell'altro che hai provato? alla lavanda. Gelato alla lavanda. Buono, in Croazia. Gelato alla lavanda è buono. Buonissimo. Particolare, buono. Ma tu Sì. gelati esperta mi dicono qua di gusti strani. Certo. A proposito di accostamenti e gusti strani, ragazzi che siete all'ascolto, oggi abbiamo preparato un minigame, un minigioco. Cosa abbiamo deciso io e Irene? Di fare un accostamento di cibo a testa. Io non so che accostamento di cibo ha preparato la Irene per me e la Irene non sa che accostamento di cibo ho preparato per lei. Ora, se ci date 2 minuti, prendiamo una benda e a turno facciamo assaggiare all'altro l'accostamento che abbiamo preparato e sia io che lei dovremo indovinare. Speriamo Ok? bene. Io spero che tu non mi abbia preparato qualche porcheria. No, io spero che tu non mi abbia preparato qualche porcheria. Perché tu ne saresti capace. Bene, perfetto, eccomi già bendato. Non so che cosa hai preparato, non so minimamente tu che cosa abbia preparato per me, spero qualcosa di buono. Preparati perché ti dico solo che mi dispiace per te. Aiuto. Allora, fai vedere pure in telecamera che cosa hai preparato. Ok, allora aspetta perché l'avevo nascosto con uno Scottex perché tu sei furbo. E guardi. Quante dita sono? 7. No, sono 3. Bene, perfetto, il test è superato. Allora, lo mostro in camera, ecco qui. Non vi dico che cosa sono, lo scopriremo forse se Mattia indovinerà, altrimenti ve lo dirò ovviamente. Apro la Apri la bocca, bocca. ho seriamente molta paura. Attento che fai tutte briciole. Che cos'è? Oddio, le papille gustative. Allora, qualcosa di limone sicuro. Ok, sì, giusto. Ma cos'è? Tipo... Allora, no, non è pane. Ma cos'è? Tipo un cracker col limone? Bravissimo. Cracker di limone? Sì. Ah, va Ma bene. com'è? È buono. Sei andata sul sicuro con me? Adesso lo assaggio. Ah, ne hai preparati 2? Come me. Anch'io ho preparato 2 cose perché lo voglio assaggiare anch'io. Ma scusa? È buonissimo. Non pensavo fosse così buono. No, è buonissimo. Ci sta? Non me l'hai neanche fatto vedere, volevo vedere come l'avevi preparato. Vabbè, lo vedrò In video. in video. E adesso tocca a me
E adesso tocca a me, Posso quindi solo tenere chiusi gli occhi perché sennò mi si rovina il trucco. va bene, Mi però... tolgo gli occhiali così potete tutti vedere che tengo chiusi gli occhi. Sì, ma mi fido ragazzi. Vabbè, mi fido 100%. 100%. Allora chiudi pure gli occhi. Vado. Allora già ti informo che con me è un po' diversa la situa, nel senso che forse io sono andato giù un po' più pesante rispetto a te, te lo dico. Tra l'altro farò un sacco fatica a riconoscere perché ho tutta la bocca piena di Piena limone. di limone. Allora, il mio è questo qui, che dopo vedremo che cos'è, se Irene indovina, anche se dubito. Bene, quindi apri la bocca. Sì, forse non so tutti come... Vai. Forse la forma dovresti capirla. Io sono andato giù un po' più pesante di Che te. schifo. Che roba è? Indovina, che roba è? Allora, il gusto della Nutella lo sento. Ok, brava. L'altro gusto non capisco cosa sia, però era un po' croccantina. Tic tac, tic tac, tic tac. Basta, era la Pringles. No, dai. Infatti, sai che volevo dire che potesse essere una patatina, però non avrei mai detto Pringles. È una Pringles alla paprika con la Nutella sopra, ragazzi. Faceva schifo, non provatelo mai. Ma adesso la assaggio anch'io. No, no. È No. orribile. No. 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 Dai, ma hai vinto tu, che palle. Ma dai, volevo vincere io. Il mio accostamento è stato un po' più particolare. Comunque le Pringles alla paprika sono proprio buone. Sì, però sarò un po' controcorrente, ma le mie preferite sono quelle all'erba cipollino, Quelle verdi. quelle verdi. Ho capito. Io le amo, cioè sono la fine del mondo. Però ti ricordi quando abbiamo provato le Pringles, quelle nuove di Super Mario al gusto misterioso, mystery flavor? Allora, erano buone, erano particolari, però non so se le rimangerei perché mi ricordo che mi avevano lasciato un gusto in bocca un po' strano. quasi da aglio. Sì. Comunque, per chi a casa non lo sapesse, hanno inventato quelli di Pringles delle patatine dal gusto misterioso. E il gusto secondo me ricorda un po' quelli alla paprika, solo che sono un po' più piccantine, un po' più erba cipollinate, tipo, no? Sì, ma anche più aglio. Più Aglio, aglio. sì, un gusto strano. Però erano buonine, dai. ma 2-3, cioè un pacchetto ti dura tanto, ecco. Esatto. E hanno la esatto. confezione argentata. Bene, detto ciò, fatto questo minigame, ok, Che è andato malissimo. che è andato per me. malissimo perché ovviamente ho vinto io, è andato benissimo perché ho vinto io. Continuiamo a parlare di accostamenti e di cibo. Ok, io so che mi pare aspetta perché mi ero scritta il nome di questo piatto perché non me lo ricorderò mai. Ok. Eccolo qua. In Svezia fanno un piatto che si chiama Il surströmming, sì. Non so se la pronuncia sia corretta ed è praticamente del pesce in decomposizione, ok? Che puzza Legale, da morire. che fa una puzza terribile. E una cosa simile In Islanda. in Islanda, anche qui si chiama Akarl, il piatto, ed è dello squalo, carne di squalo. È la carne di squalo, questo lo conosco anche questa, è la carne di squalo interrata sulla sabbia, lasciata essiccare poi al vento, che sa da leone, da marcio, praticamente carne marcia. Sì, sa proprio da marcio, Perché la carne di squalo è tossica e viene lasciata essiccare sotto la sabbia per togliere tutte le componenti
velenose. Quindi, boh, ma a me non ispira, ti dico la verità. Neanche a me, neanche a Che me. schifo, che Però schifo. là è proprio una prelibatezza, una tipicità È locale. è una tipicità. Ma a proposito di animali un po' strani, io una volta ho provato un lecca-lecca che mi aveva portato a casa una mia amica con uno scorpione dentro. E da cosa sapeva? Lo scorpione è particolare, sa da pollo. Sa letteralmente da pollo. Hai presente il pollo, quello che vai a comprare al mercato che rotola? Ma questo lecca come era fatto? Era trasparente, quindi praticamente tu vedevi. Era un lecca-lecca di zucchero. Ok. Letteralmente, dove tu dentro vedevi lo scorpione. Era trasparente il lecca-lecca. A me non è dispiaciuto, lo riproverei volentieri. Però sai che adesso va un po' di moda mangiare, tipo Ma tu eri avanti? insetti. Eri avanti perché l'hai mangiato Un bel po' di anni fa. E sono ancora vivo, raga. Però buono, buono. Mi era piaciuto. Tu hai mai provato? Le lumache? Ho provato le lumache io. A me non ispirano, mi sanno da... mi sanno da viscide, limegose, si dice in dialetto Allora, veneto. ti dico, limegose. Limegose. E non so neanche tradurlo. Viscide. Viscide, sì. No, io avevo mangiato appunto le lumache. Ecco, aspetta, secondo me è la stessa consistenza delle caramelle gommose, tipo... No, No? Ok. non è così, non è. Perlomeno io quando le ho mangiate, che le ho mangiate tra l'altro ad una sagra paesana, vabbè, Mhm. non so cosa dirvi, e le avevo mangiate in rosso, quindi sembrava letteralmente di mangiare spezzatino di carne. Ah. Spezzatino di carne. Tra l'altro mi sa che è un piatto tipico francese, no? L'escargot. L'escargot. Sì, perché se vai in Francia, a Parigi, eccetera, so che devi provarle perché è proprio un piatto tipico Un loro. piatto tipico, Sì. ho capito. Però non ho mai provato quelle lì che tu ti arriva sul piatto Tocco proprio con la chioccia. e che devi prendertelo con un cucchiaino. E tra l'altro mi sa che c'è anche un arnese, un cucchiaino Apposta per toglierle, che schifo. Quelle lì secondo Ma ti me ispirano? vorrei provare a mangiarle, ma quelle lì secondo me sono più viscide rispetto a quelle che ho mangiato io. Ho capito. Secondo me. Mm. Poi altre robe strane che ho mangiato, strane ma non stranissime, Mhm. e la carne di coccodrillo Ah, ok. Che secondo me era stopposa. era un po' L'ho assaggiata. È il panino? Ok, sì, la No, carne era dai, un po' non è- stopposina. forse più che stopposa era un po' più dura, Sì, esatto. però non era cattiva, anzi era buona. Ascoltami, ma te ti ispira il casumarzu? Sai che cos'è il casumarzu? Caso marzo? Casumarzu. No, che roba sia? È il formaggio andato a male con i vermi sardo. Ti ispira, lo mangeresti? Che tra l'altro non è più legale. Ah, non è più legale? Non è più legale, però secondo me qualcuno lo fa ancora. E tu lo non mangeresti? no, ma i vermi sono vivi, si muovono? Sì, si mangiano. No, li mangi proprio i vermi. Li mangi insieme al formaggio. No. Finché è gorgonzola, sì, lo mangio, mi piace, ne mangerei tantissimo, ma non so, Se mangeresti i vermi. qualcosa di vivo in movimento, non so se riuscirei a Anche perché mangiarlo. vedi sta forma di formaggio con tutti Che i vermi si che fanno muove. così. Che schifo. Ma no. io in realtà, No. raga, non proverei questo, neanche tutti gli altri formaggi esistenti. Potete dirmi che quel formaggio lì è buonissimo, ma io non lo proverò. Ma te mai. perché hai sto rifiuto con i formaggi che mangi solo il grana? Il grana è buonissimo. Solo quello? Gli altri, raga, non riesco a mangiarli i Ma perché? formaggi. Ma non ti piace il gusto? Non mi piace perché secondo me, e me l'ha detto mia mamma, Eh? secondo me mi è andato in disgrazia perché da piccolo bevevo tanto latte. Ah, vabbè, ma anche io ho sempre bevuto tanto latte. Ma una volta mi ha detto mia mamma che ho bevuto un giorno talmente tanto latte che l'ho rimesso. Ah, ok. E quindi probabilmente da quel giorno lì ha detto mia mamma che ha avuto un po' un Distacco. distacco dal
i latticini in generale. Però guarda che cambiano i gusti con gli anni. Magari se tu adesso assaggiassi un formaggio particolare ti piacerebbe anche? Certo. Vogliamo parlare di quella volta che sono andato a Budapest, che ho provato la salsa tzatziki? Vabbè, ma quello non è un formaggio. No, vabbè, ma è comunque un latticino, no? Sì, è un latticino. E ti ha fatto male. Mi ha fatto male? Rigorosamente Ragazzi, ero a tipo 40 minuti di strada distante dall'appartamento dove ero. Sono dovuto correre per praticamente tornare in appartamento perché io non riesco a farla da nessuna parte se non a casa. E tra l'altro non era neanche casa mia perché ero con i miei amici ed ero stato invitato da un mio amico Giovanni, che salutiamo. Sono dovuto correre, gli ho impestato il bagno perché avevo mangiato qualcosa di tipico a Budapest con la salsa tzatziki. A me è andata in disgrazia, guarda che se anche me la metti davanti io ho proprio un disgusto. Salsa tzatziki, ragazzi, mai più. Ma voi sapete che io ne ho fatto una sboassa Dai! che era puzzolentissima. È buonissima invece secondo me la salsa tzatziki. L'hai già provata anche tu? A me piace tantissimo. Come mi piace tanto anche la salsa yogurt che un po' ci si avvicina. Esatto, assolutamente. Ci si avvicina. Assolutamente Quella no. che ti mettono dentro il kebab. No. Buonissima. Kebab no piccante, no yogurt. Io invece quando vado al kebab prendo kebab con tutto dentro, ovvio, ti compresa pare. la cipolla. Buona la cipolla. E con tanta salsa yogurt e poco piccante. No, per me non esiste la salsa yogurt. Ma in realtà, cioè, vi ripeto, io ho proprio un disgusto sui latticini. Cioè, l'unica cosa che mangio è il grana e la mozzarella sulla pizza, ma perché c'è il pomodoro che la camuffa. Però se mi fai una pizza bianca solo con la mozzarella. No, te la tieni, caro. No. Te la Ma a proposito, tu sei nata a Napoli? Sì, sono Ti è piaciuta la pizza napoletana? Normale? Ma penso di aver sbagliato posti. Penso di aver sbagliato posti. Allora, buona la pizza napoletana. Sì. Non ho provato la pizza fritta, ma penso neanche che comunque, essendoci anche tanti napoletani qua in zona nostra, ci siano, cioè la pizza napoletana la mangi anche qua da noi. Anche secondo me. No, io ho fatto una toccata e fuga a Napoli, ma veramente ci sono rimasta praticamente 24 ore, se non meno. E sì, meno di 24 ore. E niente, siamo andati a mangiare la pizza sul primo posto che abbiamo trovato vicino al nostro hotel la sera, era anche tardi ed è stato abbastanza, cioè è una pizza normalissima. Normale. No, non è cattiva né buona, normale, niente di che. Ascoltami, ma scontro epico. A te ispira la pizza con l'ananas? No. A me sinceramente no, perché l'ananas ha quel che di dolce misto acidulo che sopra la pizza per me non è proprio una roba vincente. Ma posso dirti che a me ispira tantissimo. A te ispira? Ma certo, mia mamma l'ha provata, ha detto che non le ha fatto né caldo né freddo. Ma secondo me l'italiano ha un disgusto verso la pizza hawaiana, credo si chiami. Ma non l'ha mai provata? Sì, pizza hawaiana, la chiamano così. Dovreste provarla prima di giudicare, perché secondo me è buono, non l'ho mai provata. Prossima pizza da provare è pizza hawaiana. E vi farò sapere. Stasera andiamo a mangiare la pizza e ti prendi quella con l'ananas. Certo, se la fanno la prendo volentieri. No, giuro! Oh, giuro! Ok, va bene. Mi sono fatto male. È che non la fanno quasi da nessuna parte. Qua da noi no, perché ti dico, c'è questo disgusto verso quella pizza lì, ma secondo me è buona. Ma sai che mi è capitato un video su TikTok che c'è una pizzeria a Verona che fa la pizza con l'ananas bianca e sopra fogli d'oro. Sai quanto costa quella pizza? 30 euro. 100 euro. Cosa? 100 euro di pizza. Ma i fogli d'oro hanno un gusto? Che cacchio ne so, me lo domandi a me? Cosa voto che vaga a mangiarmi un anello? Ma a proposito... Vuoi che vada a mangiarmi un anello d'oro?
Ma a proposito di ananas e robe varie, Sulla pizza hai detto che ti può ispirare, vorresti assaggiarlo. Sì. Ma cosa ne pensi dei sushi con i frutti? No, non Quindi mi tipo piacciono. la No, non continuare. Non mi piacciono. Non ti piacciono? Neanche con la glassa fruttata. Sono stomacosi. Stomachevoli. Stomachevoli. È vero, anche ti dico, forse te ne mangio uno o due, ma non di più. No. Non Ma di a più. proposito di frutta, sai che ho scoperto che c'è un frutto che si chiama durian E? che puzza da morire. Ma non ho mai visto sto frutto. Non lo so, dopo magari quando finiamo la puntata te lo faccio vedere, però è un frutto asiatico che è dolce, è molto buono, sa da kiwi tipo. Ok. Ah, da kiwi. Da buono, kiwi, buono. un po' più dolce, meno acidulo, sai che il kiwi tende ad essere un po' Sì, a acidulo, volte sì. però puzza da morire, da formaggio. Spero. Tant'è che in alcuni posti c'è proprio il segnale di divieto che tu non puoi entrare dentro quel posto lì con il durian. Ma dopo, quindi è solo l'odore il problema? È solo l'odore, cioè tu prova. Perché è buono da mangiare. Tu prova ad aprire questo durian all'interno di un negozio, dovrebbe puzzare da morire. Stessa cosa del surströmming, guarda che il surströmming, te mori. il surströmming lo devi mangiare non a casa ma fuori, cioè Perché fuori sa talmente tanto- all'esterno, perché sennò ti rimane impregnato dappertutto. Che schifo. Orrendo. Come la puzza dei tuoi piedi, insomma? No, senti, io non ho mai i piedi che puzzano. No, è vero. Ecco, diciamo le cose come stanno. Mi rimangio tutto quello che ho detto. Mi rimangio tutto. Ascoltami, ma a proposito, che qui vedo che abbiamo una cagnolina che è molto addormentata, Sì, è bella- molto assonnata. La bella addormentata nel bosco. Tu le mangeresti mai le crocchette per i cani? No. Ma lo sai che io conosco una persona che è andata avanti a mangiare crocchette Ma per i cani? sanno da una puzza. Io veramente mi dà quasi fastidio l'odore del mangiare dei cani e dei gatti a me. Però pensaci, come fanno le ditte di cibo per cani e per gatti dire che quello va bene per loro? E beh, perché glieli fanno provare? Ma secondo me c'è anche un taste test No, non anche da penso. parte di un umano. No, secondo me no. Dopo ci informiamo e vediamo, ma secondo me il taste test anche dall'umano c'è. Ma sei quasi sicuro? Secondo me sì. Ma ipotizzi tu o hai letto? Ipotizzo io. Ah, no, per me no. Anche perché non penso neanche che ci faccia tanto bene a noi il mangiare degli animali. Vabbè, ci informeremo e vi sapremo dire su questa cosa qua. Però io conosco qualcuno che andava avanti di scatolette per cani. Sì. Ma qualcuno a te vicino? No, ho sentito dire una persona che l'ha provato. Ma famoso? No. Ah, ok. Assolutamente no. Ah, ok. Assolutamente no. E del surimi che cosa ne pensi? Che è un po' dibattuto questo surimi. È un In po' che senso? dibattuto. Che dicono che non sia pesce? Eh. A me piace. Ma in realtà è pesce un po' sfracellato, scarti Sì, di pesce, secondo me cos'è? è tipo una specie di wuster, però di pesce. Buoni würstel. Io da piccolo Sì. mi cucinavo i würstel e mi sembrava di essere Ma Gordon io- Ramsay. Ma io li mangiavo anche crudi. Anch'io. Eh, Ma non fa bene mangiarli crudi. No. A parte che io da una vita che non li mangio e dovresti smettere di mangiare anche tu dopo che ho visto un video di come li fanno. Sì, lo so. Orrendi, ragazzi, fanno malissimo. Però il gusto è buono. Però il gusto me lo ricordo da piccolo che era buono. Io mangiavo quello con i pezzetti di formaggio dentro. Io ovviamente no. Però certo che erano proprio buoni. Anche il surimi, a me piace il surimi. Anche il sushi col surimi è buono. Sì, anche a me. Il mio sushi preferito però è con il salmone. Col salmone, cotto o crudo? Purtroppo crudo. Anche a Anche me. se so che sarebbe meglio non mangiarlo tanto crudo. Sì. Però vabbè, dai, ci sta. Comunque, con l'arrivo dell'estate arrivano anche le sagre paesane. Io sono stata ad una sagra l'altra sera. Che sagra era? A Courchevel. La sagra dilla? Del bah, finocchio? No, Del penso... pomodoro?
Della pasta? Sai che non penso fosse una sagra di qualcosa? Sagra dei bisi? Non lo so. Beh, ma sai che io so che è esistita la sagra della nutria? Porco, della nuda. Ah no, ma aspetta. Ti sei distrutta la scapola? E sai come si chiamava questa sagra? Nutriamoci. Ma dai, ma che nome è? Sì, praticamente so che hanno fatto questa festa e che ovviamente dopo si è scoperto che la nutria non si può mangiare perché è illegale. Ma dai, ma io non ci credo che hanno fatto sta roba. Oh, ma perché oggi in questa puntata non credi a niente di quello che dico? Fidati di me, c'è stata questa festa con tanto di locandine che puoi trovare online. Ma Nutriamoci, per me era la una- sagra della nutria. Per me era una fake news. Una fake news. Per me sì. Qual è la tua sagra preferita? Io ce l'ho. Ma dici di un cibo? Sì, ovvio. Della patata americana. Ah! Buona! Io alla sagra della patata americana ho mangiato gli gnocchi fatti di patata americana, le patate fritte fatte di patata Le americana. patate fritte le ho mangiate anch'io, buonissime. Dolcini, Sì. buone. E anche una torta ho mangiato fatta Con la patata america. Sì. Che poi penso si chiami batata. Batata. Con la B. Batata americana? Perché patata americana? Perché forse è stata importata qua dall'America? Beh, probabile. Sarà sicuramente per Non lo quello. so, però è tanto buona. Che poi c'è sia bianca Che arancione. Che arancione. Ma non Sì, so mi la ricordo anch'io che differenza. c'era anche quella arancione. che cioè. è buona anche quella. Sì. È buona anche È quella. buona anche quella. È buona anche quella. Poi Beh, a proposito... no, aspetta, una cosa volevo ricordarti. mi sta venendo una fame assurda. Anche a me. Dai, vai. Volevo ricordarti e capire se anche tu li mangiavi da piccolo o se ero solo io. Mhm. I Grand Soleil. Gran Soleil. Com'è che faceva la canzone? Come continuava? Stuzzica l'appetito e la fantasia. Sì. Stuzzica. No. C'era un... Stuzzica l'appetito Gran e la... Soleil. Na, 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 na. Che cazzo diceva? lo Vabbè, non lo so. mi ricordo. Comunque non li ho mai provati, sono buoni? Ah? Sono buoni. Non li hai mai provati? No, non li ho mai provati. Vabbè. Anche perché costavano l'ira di Dio. Secondo te mia mamma va a prendermi le cose di marca che va a fare la spesa all'Eurospin? Andiamo. Adoro l'Eurospin. Ma secondo te? Ehm, Magari c'era anche la fake del Gran Soleil. Ma sai che Sicuramente. adesso non lo fanno più? No, non lo fanno più. Ma io lo amavo soprattutto quello al mandarino. Ma che gusti c'era? Limone, mandarino? Limone, mandarino E basta. e mi sa basta. Beh, però mi è sempre ispirato, ma non l'ho mai provato. Buono? Sì. Mm. Vabbè, niente. E... Pacco? Pacco, Niente. mi spiace, non potrai mai più provare. Non potrò mai provarlo. Bene Va ragazzi, bene. abbiamo famissima, non Sì. vedo l'ora di concludere questa puntata. Mi è piaciuta, ci siamo divertiti. Sì. Vi ringraziamo. Tra l'altro questa è la 10ª È la- puntata. Ah, già La 10. 10ª puntata ragazzi. Madonna. Esatto. Quindi, essendo la 10ª puntata, commentate dicendoci finora qual è stata la vostra preferita. Che noi ci teniamo a saperlo. Io ho un'idea, Io ho un'idea anch'io. però vogliamo vedere. Vogliamo vedere capire. quale funziona, qual è la vostra preferita. Tra l'altro ci stiamo anche adoperando per avere degli ospiti, altri ospiti Yes. che vi faremo sapere, tutto ancora da scoprire, però non vedo l'ora. Vedo che ci state ascoltando in tantissimi, fantastico, lasciateci una recensione, commenti e tutto quanto, consigliateci ai vostri amici. Esatto. E noi abbiamo concluso, prendiamoci la nostra bevarona Esatto. e È il beveron. il beveron e Nara che spacchi tutto. non ce la faccio, premilo. Ecco. Cin cin a noi, a voi e a Ciacoette.